Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo al Passo Valparola, fra le Dolomiti di Badia. Faremo il giro attorno e saliremo la cima del Settsass. Percorreremo l'anello in senso antiorario e all'andata seguiremo il segnavia numero 24. È già visibile da qui. Eccoci arrivati al bivio. Qui siamo a circa metà del giro, però adesso, come da cartello in un'ora,
saliamo alla cima del Settsass. Scivoloso, non mi piace. Siamo in vista della croce di vetta. Ultimo sforzo.
Eccoci in vetta. L'ultimo tratto di salita è da considerarsi per escursionisti esperti, sia per passaggi che per esposizione. Adesso torniamo indietro fino al bivio e poi chiuderemo l'anello. Eccoci, siamo tornati al bivio e adesso risaliamo su per di qua in direzione Pralongià.
Bellissimo bivacco, guarda che meraviglia. E come ciliegina sulla torta, il percorso ci regala anche un tratto attrezzato, per fortuna in salita, corda e scaletta da quanto vedo. Eccoci qui, stiamo chiudendo l'anello. Questo è il punto in cui stamattina abbiamo preso il 24 e siamo adesso tornati per il 23. Il percorso è stato molto lungo, impegnativo, però molto bello e di grande soddisfazione. Sicuramente per escursionisti esperti. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie, alla prossima escursione con un